dicevo che appunto tu potrai raccontarci l'importanza dell'inserimento del Delta del Po tra le aree pilota della strategia nazionale aree interne, potrai raccontarci il significato di questo importante traguardo e in particolare ci potrai dire come dobbiamo andare avanti per riuscire a concretizzare diciamo, l'opportunità di essere inseriti in questa strategia. Sì, va bene. Mi pare che tu abbia detto che ho una decina di minuti, vero? Esatto. Ok, allora parto da... sono Giovanni Carrosio, faccio parte del Comitato Tecnico Aree Interne, che è un comitato interministeriale che è collocato dentro il Dipartimento Politica di Sviluppo della Presidenza del Consiglio. È un comitato interministeriale, quindi composto da quasi tutti i ministeri, da soggetti che fanno parte di quasi tutti i ministeri, che si occupano della programmazione e dell'attuazione della strategia nazionale interna, che è questa politica di sviluppo orientata ai luoghi interni, ovvero a determinate aree che sono state selezionate non in base a criteri di marginalità economica, ma in base a criteri di disparità di accesso ai diritti di cittadinanza. Quindi il focus sul quale la strategia è partita sono i diritti di cittadinanza e i servizi alla popolazione, per fare un ragionamento sullo sviluppo locale inteso in maniera integrale, quindi sia sviluppo economico che diritti, con l'idea che le due cose devono stare insieme. La strategia interne, tra le tante cose, diciamo, tra le tante riflessioni teoriche che ha fatto prima di nascere, ha al proprio interno anche una riflessione sulla crisi ambientale, che è un po' l'argomento che voi state affrontando oggi, nel senso che il ragionamento che ci sta dietro parte dall'idea che esistono tre lasciti del Novecento, che sono crisi ambientale, crisi fiscale dello Stato, questione migratoria, che per essere affrontate richiedono uno straordinario sforzo di innovazione sociale, istituzionale, economico-produttiva, e la convinzione del Comitato è che di fronte a queste grandi questioni non tutti i territori hanno la stessa capacità e possibilità di trovare delle soluzioni, e che le aree interne, anche perché sono state marginalizzate durante la seconda metà del secolo scorso, si trovano in una specie di vantaggio rispetto alle aree metropolitane, ammesso ovviamente che la politica e le politiche mettano queste questioni al centro della propria agenda e si generi un insieme di azioni che produca, ad esempio, per quanto riguarda la questione ambientale, dei nuovi mercati, all'interno dei quali, secondo noi, le aree interne possono rientrare in partita. Per entrare un po' di più nella questione ambientale, che mi permette anche poi di entrare nel DET e del perché il DET è stato scelto come area sperimentale nazionale dalla strategia, se consideriamo le grandi questioni che sono sottese alla più generale questione ambientale, ovvero cambiamenti climatici, esaurirsi delle risorse fossili, perdita di biodiversità, precario equilibrio tra l'ambiente costruito e l'ambiente naturale, vediamo come le aree interne da un certo punto di vista abbiano dei vantaggi competitivi, nel senso che per tutto quello che ha a che fare con la biodiversità, con la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili, il grande capitale temporale delle aree interne le pone in una dimensione di
le aree interne, che sono territori sui quali tutto sommato negli ultimi 30-40 anni ci sono state delle politiche di sviluppo che non sono mai riuscite ad invertire dei trend, ad incidere in maniera significativa. L'idea è che nel contesto contemporaneo, se si riescono a creare delle istituzioni per lo sviluppo funzionale alle aree interne, le aree interne possano rientrare di nuovo ritornare di nuovo ad essere competitive, magari in una fase iniziale all'interno di alcune nicchie di filiere produttive che però vediamo essere delle filiere produttive emergenti. Istituzioni per lo sviluppo, intendo istituzioni nel senso lato del termine, ovvero ci rendiamo conto che tante nuove economie emergenti nelle aree interne, ad esempio tutto quello che ha a che fare con il bosco, le energie rinnovabili, la nuova agricoltura, la nuova edilizia che troviamo molto florida in tante di queste aree, spesso non trova né gli strumenti normativi, né gli incentivi, né gli strumenti finanziari per poter decollare. Ad esempio la nuova agricoltura che viene bloccata dalla frammentazione della proprietà fondiaria, lo sviluppo delle rinnovabili che è bloccata da tutta questa incertezza dal piano degli incentivi ma anche dal piano delle norme che ci portiamo dietro da una decina di anni, per cui c'è un momento in cui sembra che la politica spinga verso le rinnovabili, c'è un momento in cui invece sembra che ritorniamo sostanzialmente fatto una strategia energetica nazionale. Tutto il tema dei nuovi mercati, ad esempio tutto quello che sta dentro il collegato ambientale, quindi il riconoscimento dei servizi ecosistemici che potrebbero ridare fiato finanziario sia alle aree che stanno a monte dei bacini idrografici sia alle aree che stanno a valle di questi bacini, se nascono appunto degli strumenti che mettono in collegamento i territori sulla base anche delle connessioni naturali e ambientali. In tutto questo il Delta sicuramente ci rientra. Perché il Delta rispetto alle aree interne che noi abbiamo selezionato a livello nazionale, che in questo momento sono 66, che è vero che sono aree, come vi ho detto, che sono state selezionate sulla base di criteri di distanza dai servizi, ma che poi si è finito per individuare le aree che sostanzialmente sono di montagna o di Appennino. Il Delta rappresenta una delle poche eccezioni, insieme ad altre che può creare, per essere un'area in pianura, ma è forse l'eccezione per eccellenza insieme alla parte ferrarese, che anche è stata selezionata dalla strategia. Sostanzialmente io credo per tre ordini di ragioni, che sono poi quelle attraverso le quali abbiamo giustificato al CIPE la scelta del Delta come area sperimentale. Tra breve vi dico che cosa significa essere area sperimentale. Le tre ragioni sono intanto che è un'area che sta a valle di un bacino idrografico, e noi finora stiamo lavorando su aree interne che stanno a monte dei bacini idrografici, che ci pongono tutto il tema del rapporto con la pianura, ma in modo completamente rovesciato rispetto a quello che ci pone il Delta. Il Delta si trova al fondo di un sistema idrografico e quindi subisce le conseguenze di tutte le scelte che vengono fatte a monte, e questo ci sollecita molto dal punto di vista delle politiche, perché ci stimola e ci pungola a capire quali nuove politiche possono essere pensate per un territorio come il Delta, raccolte a livello locale e portate all'attenzione dei
eventi che poi possono essere portati all'attenzione di organismi nazionali o sovranazionali. Il Delta in questa strategia nazionale interna ovviamente ha a disposizione delle risorse specifiche per fare interventi sui servizi alla popolazione, quindi su mobilità, su scuola, su salute e su sviluppo locale. Le risorse per la parte dei servizi ce le mette lo Stato con gli stanziamenti in legge di stabilità, le risorse per la parte sviluppo locale ce le mette la Regione con le politiche regionali. A disposizione non vuol dire che i soldi sono già arrivati sul Delta e arriveranno comunque sia, ma vuol dire che il Delta è entrato in un percorso per cui se lavorerà in un certo modo, seguendo un certo metodo, se la strategia d'area, quindi non una sommatoria di progetti di comuni che si spartiscono delle risorse, ma una strategia collettiva che ha una visione strategica, è convincente e soprattutto se è inclusiva di tutti quegli attori rilevanti che stanno sul territorio, quindi dei soggetti innovatori che già danno delle risposte ai temi che abbiamo proposto, quindi che trovano delle soluzioni sul campo con delle proprie pratiche, a innovare i servizi, a pensare a una nuova economia per una relazione nuova con l'ambiente e così via, l'area con la propria strategia verrà finanziata. Un elemento in più perché questo succeda, che è la condizione sine qua non perché l'area arrivi ad avere i finanziamenti, è che i comuni devono impegnarsi a diventare un sistema intercomunale permanente, che non vuol dire che si devono fondere fra di loro, ma vuol dire che devono mettere insieme dei servizi o delle funzioni che siano funzionali per seguire la strategia che si danno e quindi che devono iniziare ad agire come se fossero quasi un livello istituzionale o amministrativo nuovo di area vasta. Questo è un elemento che noi consideriamo un prerequisito perché appunto siamo convinti che anche per lo sviluppo delle aree interne sia necessario immaginarsi dei nuovi assetti istituzionali che vadano oltre la dimensione veramente locale ma che si inizino a porre in una dimensione un po' più vasta. Il lavoro per Delta di Fronte che è iniziato pochi giorni fa con il primo incontro a Roma, che è l'unico incontro che il Comitato fa a Roma, perché poi il Comitato si muoverà sul territorio per fare le attività di coinvolgimento e di coprogettazione, prevede una fase di circa 9 mesi di coprogettazione, dove coprogettazione significa che la visione nazionale, la visione regionale, la visione locale lavoreranno insieme e coprogetteranno degli interventi. Credo che questo percorso, cioè noi chiediamo ai territori che questo percorso coinvolga centri di competenza, parliamo di partenariato rilevante anziché di partenariato istituzionale, nel senso che siamo convinti che la strategia di un territorio non deve essere scritta o nelle stanze chiuse o soltanto dai soggetti rappresentanti, quindi dai presidenti delle associazioni, sindaci eccetera eccetera, ma che il processo deve essere aperto